Questo intervento di efficientamento che fa parte del progetto generale che questa struttura ha per il contenimento dei costi e per anche gli appalti verdi, come possono essere chiamati, ha un impatto molto importante sulla vivibilità all'interno della struttura, perché grazie agli interventi di efficientamento è migliorato il comfort all'interno della struttura per operatori e anche per gli ospiti soprattutto. Si è percepito in modo molto importante durante quest'inverno, che è stato un inverno particolarmente freddo, ma ci ha permesso di contenere i costi, contenere le ore di utilizzo del riscaldamento, e anche gli ospiti hanno potuto vivere all'interno della struttura senza essere intabarrati e vestiti con abiti pesanti. La riduzione dei costi, che già quest'inverno la possiamo valorizzare in circa il 47% della riduzione dell'energia elettrica, ci permetterà di andare a ridurre in misura importante la retta che in momenti di crisi economica come questa avrà, un importante impatto anche sui bilanci delle famiglie. In tempo record siamo riusciti, pur essendo un ente pubblico, ad appaltare, affidare e realizzare i lavori, però siamo a metà strada e quindi per noi sarebbe importantissimo poter beneficiare di ulteriori risorse del fondo europeo per poter completare l'altra metà della struttura. E ovviamente questo ci permetterà non solo di migliorare il comfort in tutto l'edificio, ma anche di ottenere ulteriori risparmi che, come gli altri, andranno a contenere ovviamente la retta di accoglienza.